La Fortitudo Agrigento vince ai chiusi per 79-84 e torna a vincere in trasferta dopo 5 mesi e porta a casa punti importanti per il girone. Ciò la pone al sesto posto della classifica. La squadra empedoclina finora ha realizzato su 25 partite 13 vittorie e 12 sconfitte, arrivando a 26 punti. La prima del girone è la squadra del Cantù con 42 lunghezze, a seguire la Blue Basket con 38 a pari punti con la squadra del Cremona. Il prossimo incontro si disputerà sabato 8 a Porto Empedocle al Pallamoncada contro la Next Nardò. La vittoria di domenica scorsa fa ben sperare per una squadra che sogna i playoff. La Fortitudo sicuramente la stagione è una stagione da promossi a tutti gli effetti. Ora abbiamo le ambizioni e la voglia di arrivare ai playoff. Abbiamo la voglia di arrivare ai playoff perché questa piazza si merita qualcosina in più, si merita il calore dei grandi eventi. Quindi noi vogliamo esserci ai playoff, vogliamo arrivarci e soprattutto vogliamo giocarceli senza paura di nessuno. Rispettiamo a tutti in campo, sicuramente non partiremo come la squadra più forte, ma abbiamo dimostrato che in casa riusciamo ad essere una squadra abbastanza tosta. Vi aspettavate questo risultato di arrivare a questo punto a inizio stagione? Ci aspettavamo in primis una salvezza e ora quello che stiamo ottenendo è tutto qualcosa in più. Quindi sono super felice di come abbiamo dimostrato di tenere a questa squadra, ma soprattutto anche il pubblico che quest'anno ci ha dato una marcia in più, ci ha dato una marcia per fare benissimo in casa. Il Pallamoncada abbiamo perso solo 2 partite in casa all'inizio campionato, dopodiché sta diventando un fortino per noi.